Tra le cose importanti da segnalare, la quinta edizione del Premio Nazionale di Poesia Edita ed Inedita, organizzata dal Circolo Culturale 2000 di Rosolina, che ha visto quest'anno la partecipazione di poeti di tutta Italia. La qualità delle opere è stata rilevante, la partecipazione di autorità pubbliche o artisti, il giusto riconoscimento per un avvenimento ormai di caratura nazionale. Complimenti al Circolo Culturale 2000 e ai vincitori del premio. Cupo e abbandonato, un viso sordo e muto che l'amore illuminato sono foglie. La giuria ha assegnato all'unanimità il premio Delta Poesia 2006, pubblicazione dell'opera del 2007, a Pier Mattia Tommasino di Roma. Premia l'assessore alla cultura della provincia di Rovigo, la dottoressa Laura Negri. Dopo un'attenta valutazione e analisi, seguita da un ampio dibattito, la giuria ha assegnato all'unanimità il premio Delta Poesia 2006 a Bianca Dorato di Torino per la raccolta di poesie e segnali. Un alito, non atteso, ora viene, trema sull'ollo dell'erba, un alito di ghiaccio a fare più fredda la luce. Così dentro il cuore noi sappiamo l'autunno, la consapevolezza improvvisa di una lama che ci trafigge, ci punge e non dà dolore, quasi una gioia ci sospinge, fatti bramosi dell'inverno alle dimore della neve. Ho conosciuto un posto che non avevo mai visto, un posto bellissimo, incantevole, malgrado la pioggia. Spero di poterci tornare, questo è un po' un impegno che mi prendo. Sono un po' problemi di salute e queste cose mi aiutano anche un po' a superarli, a considerarli un po' meno vincolanti. Quindi penso di poter dire un arrivederci. Le mie parole sono sassi, precisi e aguzzi pronti da scagliare, su facce vulnerabili, indifese sono nuvole.